Ciao ragazzi, questa è la patata di Montefaldo, una deco sovracomunale perché nasce in diversi comuni della provincia di Vicenza a ridosso delle valli del Lagno e del Chiampo. Questa cultura è presente sul territorio da più di un secolo, forse un secolo e mezzo, e oggi come allora si tratta di una cultura portata avanti ancora dalle famiglie. Questa è la famiglia Dalla Benetta e oggi sono ospite del loro agriturismo, la Primola, a Nogarole Vicentino. Sale, farina, cominciamo a lavorare. Come dico, c'è chi che mette l'uovo, c'è chi che non lo mette, ma il bigolito. Prendiamo un po' di farina e questino in rotola. Perché dopo la conserva ovviamente è fatta in casa nostra, con un po' di basilico e uno spicchietto d'aglio. Sì. Uno alla volta si tirano su. Sì, perché a mano che viene a superficie vuol dire che si è cotti e quindi non deve restare nell'acqua ancora, Se no? si cuoce troppo e magari si rompe. E poi gli gnocchi, io adoro mangiarli con la ricotta affumicata e quindi ecco qua. Eccoli qua, i gnocchi fatti con la patata di Montefaldo, che nasce nel campo qua sotto praticamente in maniera bio, perché qui non ci mettono niente sul campo. E questi è per la tua squadra, Nicoletta? Per uno della squadra, per uno solo. Cioè per me? Esatto. E perché altri è ancora tosto. Esatto, guarda. Ciao ragazzi, guardate che spettacolo. E se passate da queste parti, fatelo un salto ad assaggiare gli gnocchi, vale la pena. Vi precedo. Bisogna testare la qualità prima. È giusto, beh. giusto. Ciao ragazzi. Come diceva Alberto Sordi, mette magno. Che buoni.